Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Facciamo un po' di presentazioni, innanzitutto partiamo da me così ci leviamo il dente. Io sono Andrea Guglielmino, vi ricorderete di me per la mia festa di compleanno e per le vendicazzate, ma in realtà faccio il giornalista ed è in questa qualità che sono qui stasera per moderare questo evento con Gianmarco e Davide. Loro hanno scritto insieme un libro di poesie, che è questo che sentiamo, si chiama Roma secondo noi, è una lettura molto piacevole, molto intensa, anche come dire, da leggere una volta ma anche da tenere sul comodino, andare a ricercare, poi ogni tanto già l'ho letto 2 o 3 volte e non solo perché dovevo presentare questa serata. Per quanto riguarda loro due, cominciamo da Davide, cioè, cercheremo ugualmente di coinvolgerlo, vi leggerà comunque le poesie perché alcune di queste poesie nascono come canzoni, giusto? No, alcune di queste canzoni nascono come poesie. Va bene, comunque insomma, non ci ho capito più niente, prima le canto, poi le suono, poi le parlo, va bene, comunque insomma, sappiate che lui è un bravissimo cantante di musica di tradizione romana, ha partecipato anche agli spettacoli teatrali, no? Londra del Colosseo mi sembra sia uno di quelli a cui ha fatto parecchie cose, proprio Battista. Esatto. Maurizio Battista, un paio di serate assieme. Gianmarco invece ci conosciamo da un po', e devo dire che questa è la prima cosa che io ho letto di Gianmarco, cioè quando ho conosciuto questo individuo, in realtà noi ci siamo conosciuti credo per il discorso dei fumetti, perché Gianmarco è anche un bravo sceneggiatore di fumetti nonché editore, un mostri, collaboriamo insieme insomma a questo progetto, ma prima ancora che nascesse questo progetto ci siamo conosciuti e poi ha detto che aveva scritto questo libro di poesie, quindi me lo sono andato a comprare. Gianmarco e Davide si conoscono sul lavoro, se non che c'è una serata che loro cercano di fare insieme, mi pare che tu cantavi e Gianmarco non poteva venire. E a un certo punto hanno cominciato a scriversi. Lo ricorda lui e non noi. Fortuna che è venuto. Il moderatore serve a questo, ragazzi, serve a ricordarsi quello che tu hai scritto. Cioè, quando presentano i libri miei io non ricordo mai quello che ho scritto, mi fanno domande di come ho scritto questa cosa, non l'ho scritta, non lo so, quindi serve a questo. Insomma, cominciano a discutere su questa serata, ma Gianmarco non poteva andare. Diciamo la verità, lui si incazzò del francesismo perché io del romanismo. Il romanismo via chat, tutto via Messenger. Quindi è un libro che nasce, in realtà affonda le radici nella tradizione, ma nasce con i mezzi moderni e si rispondono proprio in chat. E io vorrei proprio iniziare questa presentazione facendo leggere a loro quello che è uscito fuori da questo incontro-scontro via chat, e dove Gianmarco leggerà la sua parte e Davide naturalmente leggerà la sua parte, e credo che questo parli un po' da sé sul libro e sullo spirito di cazzeggio con cui nasce. Mi dispiace per stasera che non posso sta a sentire sta vocetta tua sincera che per Roma voglio io. I chilometri sono 100 per tornare sul ponte Sisto. De venire non me la sento, mi dispiace ma desisto. Ce lo sai che abito fuori quando finiscono i palazzi? Pure se un po' m'addolora mi ritrovo a di sti cazzi. Esatto. Per stavolta fo che passi, ma non deve risuccedere. 1000 anni e più campassi che tu non mi vieni a vedere. Ma ricorda una cosetta, che sta strofa te la insegna. Si te invito, dammi retta, perché a ponte c'è la legna. Avevamo detto non dovevamo censurare. La legna. Vabbè no, tu dico io. La legna. C'è la director's cut. Non pensare che non mi vada a sentire le canzonette, pure sì più assai m'aggrada, deve vedere imparo de tette. Ma t'ho detto e mi dispiace che non posso da venire. Però amico, datte pace, t'ho comprato anche il CD, perché t'avevo comprato il CD 10 euro il giorno prima. Vabbè, fammi un'altra sera. Mo te sei giustificato. Chi non muore non dispera, pure il disco da comprare. Te saluto in modo fine, de parole non so parco. Te lo dico in 2 quartine, stammi bene Sor Gianmarco. E io gli ho risposto perché mi piace sempre per l'ultimo. So sincero e mi dispiace, ma a venire non posso proprio, quindi amico datte pace, te vedrò col telescopio a 100 km. Con sta strofa te saluto caro amico mio cantore e te dico tieni duro che andrà bene, c'ho il sentore. Così è nato sto libro. Bravi.